dell'uccellino malato e l'orco del po'. Sta favola non serve. Questa qua è una storia un po' strana, perché c'era di sera e c'era l'uccellino che si è ammalato. Gli è andata via la voce proprio. È proprio ammalato, poverino. E per guarire l'unica soluzione era quella di andare a svegliare l'orco e farsi dare un po' dell'acqua del po'. Però svegliare l'orco non era una cosa facile, perché lui era un po' burbero, un po', sai, un po' disturbato. E allora già l'uccellino si è fatto coraggio, ha cominciato a bussare alla porta. Dopo un po' si è aperta la porta e è uscito l'orco. E quando l'ha visto, tutto arrabbiato, ha cominciato a fare di notte. Ma chi è che viene a disturbarmi? Avete paura che voi Devo dire. Veramente arrabbiato il cattivetto. Cosa vuoi, uccellino? Mi sono ammalato, avrei bisogno di una medicina per guarire, perché senti che voce che ho. Mannaggia, la voce poverina. Mi hai messo male quella del bravo. Che provo a assicurarmi anch'io. Allora, l'orco cosa ha fatto? Gli ha detto di bere un po' di medicina ricavata dall'acqua del po'. Allora, vediamo un po' se riusciamo a darla a bere senza... Diamo a bere la medicina. Chiedi se ne vuole ancora. Ne vuoi ancora? No, basta. Speriamo che funzioni questa cosa. Però bisogna darne ancora un po'. Anche se non la vuole, vediamo ancora un pochettino. Poca. Adesso proviamo a sentire se la medicina funziona. Che bello! L'uccellino adesso è contento, avete sentito che è arrivata la voce? Merito di questo arco qua che ha fatto la magia. Vedete che capelli che ha? Anche le unghie, poverino, ne ha perso uno. Presto va dall'estetista e gliene fa una nuova. Sono incidenti di percorso che succedono.